Buonasera a tutti, BCTV, il tenore di oggi di 22 di Natale 2020 Kimbe. Bene, bene, bene. Come siamo detto, era una cratedda come si presenta a Sadie, la die si presenta di voi, popolata, però non besproenne, perlomeno Gallo non besproenne, e nella iata chi proiata, ma mi pare che non va a pagare. L'ho cominciato come lui dice, adesso Saravallo, ecco questa è la situazione. E infatti la custódia non via deve poi prima del mesodie. Verso sa una invece amos una murdinedda fino a salvatelo e poi torna a zelare 13 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. Crasa, Crasa di deve essere tutto sa di è pure abbondante, 40, 50, 70%, insomma quindi Crasa pro è a bere 8 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima. Bene, dimmi un pacco che va successo e direte che non sono appuntamento, no? Si che mazzi ne manca, vabbè, boh. No. Allora, questa è la cantante che Bitteri, si metta Mameli, che sono Maria Mameli, per non più mente su un numero esatto, la baitamo diretto. Eh, ecco, Manuela Mameli è una cantante veramente brava, ha cantato tutte canzoni di Natale, ha cantato sarda, inglese, una francese, insomma, veramente un ispanto, no? Che veramente spantosa, delle meglio, è bella. Questo è il suo chitarrista che la companza io, e questo è il suonatore della Unedasa ed è Cornamuse, che l'altra companzata è che sono stress e che appunto omaggiano il pubblico dei vizi che noi metta numeroso ma comunque sia la sente beat. Merita a metta di proso, una cantante di questo livello, insomma, merita veramente un pubblico che applauda. Poi non buonare un chitarrista veramente bravo, bravo, veramente bravo. Che non mancano, sì, sì, non manca, non comprendo po' quale motivo, però insomma che la storia da trasmettere, te potremmo fare, vediamo un po', non si è imposta in fila, in occhio in fondo, non bisogna. Ah, eccola qua, io bisogno, eccola qua. E questa appunto si sia adesso Natale Vitesse, come non vamo in questo diese, un appuntamento, io via 20 Kimbe, chi a Manzano, a mezzodì, bisogna lo zampugnare, il soccorso, è in piazza Sproni, esatto, si dia sa schimbe batta una proiezione del cinema su Cinema Ariston, oh, penso che siete un po' piscinedder, ma non ne so gallo sicuro. E poi l'altro appuntamento è sabato 27, che veste su concerto gospel a Sarotto, su Cinema Ariston. Poi domenica 28, eccetera, eccetera, che varie appuntamenti, quindi chi bisogna. Ah, in questo programma poi veste sempre nel programma per salire a capo, ma questo lo vediamo dopo, insomma, mano a mano che vi arriviamo. Vamos poi sul programma dell'uvula e vediamo se la sappiamo, non lo so, a sappanne. Ah, ecco, voi siete stinocche. Ecco, il programma dell'uvola invece non narra chi, allora siamo al 23, oggi è il 22, lo crea il 23 e per le vie del centro bisogna zampugnare. E poi sempre su 23, Sacchella parrocchiale Piazzale Loreto, coro gospel con Florida Fellowship Super Far. Non vi hanno che poi bisogna 27 in bici, quindi insomma allora filmare due al via
non fa che insomma non è necessario, poi damo a precedenza lo pacco a sos eventos in visti, lo vuole andare a tu. Uno già te la die. Bene, andiamo da innanzi e torniamo appunto orta a sa stoccamento, ecco questa questione di Sant'Antoni, bel denaro, chi appunto Zoschi non hanno restito sul pane, chi non ha prenotato sul pane o dato l'offerta, potete prenotare e dare sul pane e dare l'offerta a telefonare a Cinzia, cioè a Nanne o a Inie direttamente su Saloncino, cioè, oppure telefonare a Cinzia Basile o a Jenny Carai. E allora la parte in tre ha costato di 8 euro e sono kimbe pane, già messo parte 2 euro e sono 3 spane, ecco. Quindi tocca di prenotare entro adesso 2 di gennaio in modo tale che si possano organizzare poi lo pone da facere lo pane poi si consegna poi in Goreai si usa chi si sente a se lo ritirare a suo saloncino e a si è scomunicata si adatta in un sul pane a disposizione poi magari bolli scrivo pure in modo tale da bollammentare. Bene, andiamo da innanzi, se fai da moldeatelo, è preciso, vediamo la prima pagina del Sol Giornale, questa è da Nuova Sardegna, assalto al ponto soccorso, i più a rischio gli anziani, boom di accessi, il primario narrata a crescere sono i casi non gravi, cioè praticamente sente usata su pronto soccorso come ambulatorio, insomma, è una tecnica come ti chiesi anni a un'occasione olbida ambulatorio. E dimos a Unione Sarda, prima pagina, in pista il no della Corte dei Conti dei Tesemusaidanne dessa Veneta su aeroporto del Cagliari a F2I che è una multinazionale, insomma, fondo finanziario che ha già comprato l'aeroporto di Alghero e di Olbia e si chiede comprare pure su Cagliari a gratis, che non spendere uno franco ma semplicemente danne azione a sta regione. Intanto abbiamo il Cagliari la butta via 2-2 e proprio tranquillo il denaro si piccare 3 spunti invece non è stannata dei Gai su Pisa ha pareggiato all'89esimo quindi una beffa bella e buona. Andiamo da innanzi e T accordo con la Sassonia per rafforzare la via sarda scritte che poi su ET batta concorrenza, sono 3 locali che sono in concorrenza, una è in Belgio, una è in Germania e in Sassonia e pare che va a tapere un accordo di alleanza tra appunto la presidente Todde a nome della Sardegna, insomma, non comprendo perché non funziona più su touchscreen. Ecco qua come è tornato a funzionare, ma allora clicchiamo da idere, ecco qua. Todde firma con i tedeschi il 12 gennaio, il progetto diventa più vicino. Da quando la Germania è entrata in partita come terzo candidato ad ospitare l'Einstein Telescope, Alessandro Todde lo ha sempre detto. Questo non ci coglie di sorpresa, non ci preoccupa, tutt'altro, considerato che noi auspichiamo una conformazione ad L dell'infrastruttura che interesserebbe 2 siti, la candidatura della regione della Lusazia in Sassonia rappresenta un'occasione per rafforzare quella di Sosenato. È la ragione per cui ieri ha annunciato un accordo con i tedeschi da siglare il 12 gennaio. Insieme più forti, narrate. Da subito, insomma, la Presidente della Regione ha pensato a un rafforzamento della collaborazione con la Sassonia, perché la forza di un'infrastruttura europea sta anche nella cooperazione tra regioni e la Sardegna e la Sassonia hanno molti punti in comune.
sono regioni a vocazione mineraria, territori con sfide simili. Presentarsi insieme in un progetto condiviso ci rende ancora più forti. Detto fatto, ieri chiedendo un convegno sull'autonomia, Todde ha annunciato che il 12 gennaio sarà in Germania per firmare un accordo con la Sassonia. Non si comprende, poiché non bene ne dai nia a Inocca a firmare e tocca di andare a Nia, ma questa sudditanza non la comprendo proprio. In questo modo, ha detto, questo progetto che sembra così lontano può diventare molto più vicino, ma guardate che bisogna essere complottista, l'apponato sì, bisogna sfruttare intervento spazzoide, essere complottista veramente va veramente del cramare su corso medico e va bene, andiamo da innanzi, se fai da molde atteri. Impresa lolese con Fonni che fatica e poi che fatica per il Macomere, insomma la Lolese ha fatto veramente un terno al lotto. La Lolese ha ribaltato il pronostico della vigilia battendo in casa il Fonni. La posta in gioco è alta, il Fonni è bisognoso di 3 punti per la lotta al primo posto, col Supramonte e Macomere arriva concentrato e deciso a vincere. La Lolese però non vuole restare regalare punti facili, soprattutto di fronte al pubblico di casa. Un inizio di partita conteso fino a metà primo tempo, quando la Lulese decide di punire 2 volte nel giro di pochi minuti il Fonni. Bomber Pili va a segno al 29esimo e subito dopo al 32esimo Marras sigla il raddoppio, portando la Lulese sul 2-0. Si rientra negli spogliatoi e il mister delle due squadre studiano le prossime mosse per portarsi a casa la vittoria. Al rientro dall'intervallo il Forne tenta in tutti i modi di rientrare in partita, ma la difesa di mister Mastio è inespugnabile e non vuole cedere. In alcune occasioni addirittura spinge i suoi ragazzi a cercare il terzo gol, che però non arriva. Al triplice fischio e festa per i ragazzi della Lulese che si godono questa sudata vittoria. Complimenti a Salolese, ma complimenti pure a Sabitese che ha visto 7-2. Venite dai QESAC, no, un attimo la classifica, non questi, no, però non queste, va bene. Comunque Giallolese mi pare capata del che 7 punti, una cosa sul genere, questa è quindi arziata. Va bene. Aeroporti, una valanga di no contro la privatizzazione. Con i nuovi asset la regione è destinata a perdere il controllo degli scali dell'isola, cioè praticamente si bagassa, proprio sul caso dell'onare, pure l'aeroporto del Cagliari, tutto rugete in mano al multinazionale, cioè poi non è solo multinazionale, impala da battatelo il gioco, veste di Pascale, Sumere della Nuova Sardegna, veste Cabras, Spissu, chissà Fondazione Sardegna, eccetera, eccetera, tutto un gioco politico-economico. La procedura va avanti nonostante il parere contrario di Corte dei Conti, ANAC, Ministero ed altri enti coinvolti. La macchina da utili, l'aeroporto che passerebbe di mano dal pubblico al privato, malgrado il parere contrario di Corte dei Conti, ANAC ed ENAC, per citare le opposizioni più pesanti, è avviata. Anche qui la cessione del Cagliari Elmas al fondo di investimento F2 Ligantia. Nel mezzo il ruolo della regione che insieme allo Stato ha investito sino ad oggi oltre 250 milioni di euro per connettere l'isola col resto del mondo, ma di questo Gioiellino sembra volersene disfare. Caso aperto, la privatizzazione dello scalo è in itinere. Dall'8 settembre 2023, quando la Camera di Commercio di Cagliari Oristano, azionista di riferimento con il 94,4%, ha votato la delibera 48, ovvero la sottoscrizione di un aumento di capitale in Ligantia mediante conferimento in natura della partecipazione detenuta da Insoager SPA, cioè per aumentare il capitale in Intodesa
finanziaria Legantia li dana su aeroporto. Obiettivo: attuare il progetto di integrazione degli aeroporti sardi, visto che Legantia ha già il 71,25% di Sogel e il 79,8% di Soager, gestori degli aeroporti di Olbia e di Alghero. Ma cosa non funziona di questo scenario commerciale, tanto da aver fatto allineare sul no in maniera univoca organi di controllo ed enti di vigilanza così diversi come la Corte dei Conti e l'ENAC, l'una che è sentinella della finanza pubblica, l'altro che supervisiona l'aviazione civile? Che cosa hanno da dire? Le risposte si trovano nei pareri rilasciati anche da ANAC, Autorità per l'anticorruzione, e dal Collegio Camerale dei Revisori dei Conti, cui spetta vagliare la regolarità amministrativo-contabile interna dell'operazione. Dopo di questo poi mandato un comunicato stampa pure io, ovviamente contrario a questa cessione del aeroporto del Cagliari, ma naturalmente non viene manco menzionate pazienza, richiamo a iscrivere e a mannare. Allora, in che torniamo a roba di aeroporto, il taglio della tassa non decolla, la proposta 3 euro tutto l'anno, l'opposizione vuole annullare l'addizionale sui biglietti, usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione, cioè praticamente invece di anche questo progetto di fusione, che sono andate a correre sempre in liganzia tra Alghero e Olbia, in un batta un'opposizione atta dai Solini, che è andata in processo il tribunale deve pronunziare su 20 batto deve aglio, invece di spendere 30 milioni per questa fusione, spendetelo riduendo la tassa aeroportuale in modo tale che Ryanair non si capisce che aerei e non essere praticamente a terra oppure che sono aerei che costano il doppio. La proposta arriva dal Presidente della Commissione Trasporti della Camera, perché piuttosto che attuare la tassa di imbarco solo per determinati periodi, domanda il deputato di Forza Italia Salvatore De Ida, non si individua una via di mezzo che la garantisca tutto l'anno, ma a 3 euro e non più a 6,50 euro a passeggero? È comunque sempre una tangente este. A cosa serve? La questione della tassa di imbarco aeroportuale in Sardegna, addizionale comunale sui diritti di imbarco, sta diventando un tema centrale per la permanenza delle compagnie low cost, prima di tutte Ryanair. Praticamente sono tasse che devono incassare lo scomune che io che in testa l'aeroporto, però non so in capo a questa decisione solo, ma in capo a questa decisione del Stato, e quindi no che è battuto una contiera che non si inchessi proso. Al Teatro Massimo 75 anni dopo, ma non parliamo di rinascita, in che hanno fatto dibattito sull'autonomia ricordando il congresso del popolo sardo. Il vinto che questa gente con il popolo sardo, tutto esponente del partito italiano, non si comprende tutto, troppo, proprio non si comprende perché biacane, tutto basta di abbaitare di scaletta in tutto del su PD e del 5 Stelle, quindi il vinto sul popolo sardo non l'ha compreso. E noi arriviamo alla questione del suo Castello, che purtroppo un punto e basta per il Cagliari quanti rimpianti, cioè in un'occasione che su Pisa ha potuto alzare le 3 spunte, invece 1 punto e via a 79esimo praticamente su Pisa ha pareggiato, e dunque già ecco qua Forosciuno, gioia e dolore a dopo flop. Mina a tutti i costi, perché finalmente chi li scoi di prepotenza e poi Gaetano ancora decisivo, però
decisivo, non decisivo, assai viene già il risultato è che già Cagliari è stata a binnichi punto, mentre e poi tu essere a decche 7 punti, quindi giù poi su Lecce e così via, e la stata insomma in una posizione proprio mezzana e che praticamente a due sposto da questa zona retrocessione che su prima sta a due punti, Cagliari solo 3 punti, oppure da innanzi questa zona retrocessione, cioè una situazione non buona, insomma, non buona per nulla. E questa è la classifica che ho ponato prima, la Lulese che 7 punti, la Vitesse 14 punti, e come la partita inconveniente, queste Vitesse o Schirese, lo Schiriata ha 20 punti, una partita difficile ma ve la potete fare, che la Vitesse è lanciata, poi vamos Corrasi, Lulese, già Giallulese insomma affronta su Corrasi che è solo 2 punti più sopra di Issa, quindi potete andare Galo a Dainantes. Bene, andiamo a Dainantes noi, talassemia, addio alle trasfusioni, al Brozzo arriva la terapia genica, questa è una bella nuova però chi è appunto soffre di talassemia, il presidio cagliaritano selezionato per la gestione della cura innovativa, cioè questo è un nuovo momento importante, insomma. Cagliari è una svolta epocale che potrebbe avere un impatto profondo sulla sanità sarda e soprattutto sugli oltre 1000 pazienti affetti da beta-talassemia. La data da segnare in rosso è quella di domani, quando all'Arnas Brozzo di Cagliari verrà presentata la prima procedura di terapia genica avanzata per la beta-talassemia, trasfusione che è trasfusione dipendente. Il presidio cagliaritano infatti è stato individuato come unico centro accreditato nell'isola per la gestione di questa innovativa terapia e tra i primi in Italia ad impiegare la procedura tra quelli che non partecipano alla sperimentazione, cioè qualcuno che sta in sperimentazione, ma Cagliari è avvantaggiato, che è andata oltre la sperimentazione, proprio sull'applicazione. La svolta, la terapia genica per la beta-talassemia è una cura definitiva e trasformativa che corregge il difetto genetico nelle cellule staminali dei pazienti, rendendole capaci di produrre emoglobina funzionante, e cioè praticamente non è proprio una cosa, un'applicazione che sia che non si tanto, ma addirittura cura la malattia, già è nuda su cui siamo andati. In sostanza la terapia ripara il difetto genetico responsabile della produzione insufficiente di beta-globina, perché le cellule modificate vengono poi reinfuse nel paziente utilizzando una procedura simile a un trapianto di midollo, con l'obiettivo di produrre emoglobina funzionale e quindi cancellare nel paziente la dipendenza cronica dalle trasfusioni di sangue. Cioè, pensate, per un pacchetto che andare scusto, ma viene il risparmio di esami che poi può servire può essere la scuola, operazione e così via. Il primo passo verso la terapia genica è arrivata in Europa nel 2019, quando era stata approvata la cura genica per i pazienti adulti e adolescenti. Nel gennaio del 2019, infatti, il gruppo di ricerca di Giuliana Ferrari dell'Istituto San Raffaele ha pubblicato i risultati di uno studio che dimostrava l'efficacia e la sicurezza della terapia genica anche nei bambini, con risultati di indipendenza dalle trasfusioni. Benissimo, benissimo, questa è una bella nuova che anima su coro veramente. Se pensiamo che bastante che il morire in guerra, che non è nessuna malattia e non che sia che te de tutto può salvare, sente che non ha bisogno in cui lo mandiamo a morire per un canto a terra, che poi non è di nessuno, non è di isso, non è ucraino, non è russo, este del Donbassino, adesso chi bistania invece di lo che mannecare, lo si ingordano, e la stessa cosa che succede in Palestina. Arriva il picco influenzale, variante K, desole, narrata arrivo, volgetevi alle guardie mediche.
il segretario della Fimming narra: i servizi territoriali funzionano solo per i casi seri, ospedale e 118, cioè lo servizio territoriale vaccinano e non va bisogno di andare all'ospedale e neanche clamare su che entra da che 8. No all'arrivo dei boss al 41 bis. I comuni sosterranno la regione. Falconi si schiera con Togge. Fratelli d'Italia contro il PD. Interrogazione della Lega. E cioè, il Facchene di questo pure una questione politica. L'emergenza 41 bis, il paventato arrivo di altre decine di esponenti della criminalità organizzata nelle carceri sarde continua a dominare il dibattito politico, che non si trasforma in scontro politico e tutto un polverone a voler pruere che poi non cazzapamo ginocchia solo su 41 bis che ne manco più pensare. Da parte della Presidente Alessandra Torre nessun cedimento sul tema, ma la conferma che non siamo e non diventeremo mai una Cayenne. Il governo deve fare un passo indietro sui suoi progetti, incrementare a dismisura il numero di posti assegnati a detenuti al 41 bis, articolo dell'ordinamento penitenziario che sospende le regole di trattamento dei detenuti inasprendo le loro condizioni, non è accettabile. Notate bene che adesso 9 in pala, no? Cioè, allora, i suoi progetti, il governo deve fare un passo indietro sui suoi progetti, incrementare a dismisura il numero di posti assegnati a detenuti al 41 bis, calessa la notizia di fondo. Cioè chi Tode non è contraria a Baure 41 bis, ma lo incrementare, quindi da carenare il ne ha previsto 91, quindi a ne va ora del pruso nono, ma sono 91 ormai, sono accettato. Questi sarreggiono che praticamente al Facchenne. Ci opporremo argomentando le nostre ragioni in tutte le sedi istituzionali, ha dichiarato la Presidente Todde a margine dell'iniziativa politica dedicata alla ricorrenza del Congresso del Popolo Sardo, l'AMPU, niente meno. Dalla sua Todde ha già i sindaci. Vogliamo coinvolgere le comunità locali perché saranno loro più di altri a subire l'impatto di questa scelta politica del governo Meloni. Sul punto, la sintonia con la Presidente dell'ANCI Daniela Falconi è massima. Il nostro sostegno alla posizione della Regione è assoluto. Siamo pronti a discutere di questi problemi e a ricordare ovunque e a chiunque le condizioni inaccettabili nelle quali si trovano oggi le carceri sarde. E quindi, este caso non male posta sa galera sa chi non mi lo scherimo, ma scarsa integrazione, sovraffollamento, personale ridotto all'osso, strutture fatiscenti fanno del sistema penale sardo un unicum, cioè se è stata constata la galera la rendete il suo personale sufficiente non va nessun problema. Bene netto senso del 41 bis, cioè questo praticamente est Sarreio. Popolo sardo 75 anni dopo Todde, non siamo fermi al 1950 ma dobbiamo emanciparci e poi questo siamo d'accordo, ma purtroppo lasciamo perdere che non diventa troppo politica questa cosa. Andiamo da innanzi, il RC Auto rialzi alle stelle nel 2025 fino al 94% più 94% per chi causa incidenti. Quindi il tecrenare è questo che uno che ha un incidente con bene che pacca dai buzacca, casi non puoi biccare che impaccare due retri via stanti che potete spendere a contare la macchina. Dona, questa Unione Consumatori, Meloni fa cassa sulla pelle degli automobilisti. E allora si prospetta un anno di rincari per RC Auto dopo la relativa stabilizzazione nel corso del 2025. La legge di bilancio prevede un aumento dell'aliquota per le polizze sull'infortunio conducente
dell'infortunio conducente collegate, che balzerà dal 2,5% al 12,5%, quindi come la polizza non solo della macchina ma pure quella dell'autista, alta essere meta Puscara. Un'analisi del portale di comparazione Segugio.it calcola che l'assicurazione auto per un automobilista che ha causato un incidente rispetto a chi non è causato aumenterà in media del 94% a livello nazionale. Il 4,4% degli automobilisti italiani afferma di aver avuto un sinistro nel corso del 2025. E quindi almeno il 4,4% rincadenare questo aumento. Andiamo da innanzi. Putin gelo sui colloqui ma apre a Macron. Badate, questa fotografia è veramente significativa. C'è come si ha che ti fa a invitare uno a ragionare e poi che lo pone in una mesa a distanza di 7 metri, cioè praticamente se uno soffre da pena d'euricrera non si intende una pari. Putin gelo sui colloqui ma apre a Macron. Peskov, presidente pronto al dialogo, potete scrivere. L'Eliseo al lavoro per fissare l'incontro. Ma aia. E speriamo di giocare qualche cosa, io non ho qualche dubbio. Pizzaballa a Gaza, Pizzaballa è suo signore, che è il cardinale Pier Battista patriarca di Gerusalemme, celebra in anticipo la messa di Natale, cioè è chiaro che in cui batta tutta un'azione, le sacreia, chi se movenne può cliccare, insomma, di minimare questo disastro che veste in Gaza, ma pur che andare missa o invocazione a sapacche, altri non potete fare. File di Epstein, manca la foto con Trump, ovviamente Trump ha nato chi di accordo a questa pubblicazione, ma dopo che si è assicurato che la fotografia sua e ne hanno oscurata. Questo è chiaro che si tratta ormai. Trump non è sposo un presidente, ma un imperatore o un autarca, probabilmente. A Miami gli USA portano avanti incontri bilaterali con Mosca e Kiev, no al colloquio a 3 con l'Ucraina. Mosca detta le condizioni sulla pace, che sono sempre matessi condizioni. Mi daste il nascosto che non ha conquistato. Cosa sono queste condizioni di Mosca? Che però a poco tempo può riuscire ad arrivare a questo risultato. Questa cosa non si esponende bene, però nulla, manco pro Israele. Gli Stati Uniti proseguono nel tessere la loro tela per tentare di giungere ad un accordo che possa mettere fine alla guerra in Ucraina. Il rappresentante speciale del presidente USA Steven Witkoff, che è stato separato da Putin, praticamente è Putin che l'ha nato, che gli come rappresentante questo Witkoff e il genero del leader americano Jared Kushner stanno andando avanti nei loro incontri a Miami con le delegazioni di Mosca e Kiev, ma sembra tramontata definitivamente la possibilità di un vertice trilaterale, mai esersuata, che si arregliano a distanza e non direttamente. Finora nessuno ha parlato seriamente di questa iniziativa e non è in preparazione e non è neanche in preparazione, ha fatto sapere il consigliere presidenziale russo Yuri Usakov, aggiungendo che le modifiche che Ucraina ed Europa stanno cercando di includere nel piano americano violano chiaramente i documenti e compromettono la possibilità di raggiungere una pace a lungo termine. Ma vabbè, chi bicchiere crede, bicchiere, chi no. E che in questo terminiamo, ritengo guardare oggi che in un clima d'esta, dato che siamo invece in un clima di guerra. Andiamo a tancare, che si sigla di tancatura, poniamo in moto.
Bene, a menzo olvidere di buon a tutto da Bizzi TV, adioso e menzo a casa.